Spagna. Indignados in piazza per festeggiare lo suo primo anniversario. Grecia. A giugno le nuove elezioni. Banca Italia. Acchiana lo debito pubblico. Regione Siciliana. Lo 15 di maio ricorriu lo 66esimo anniversario della sua autonomia. Pallone. Finiu lo campionato di Serie A. Benedica a tutti. Domenica 13 di maio, decine di migliaia di spagnoli scenderanno a Madrid, dalla piazza di Puerto del Sol, per festeggiare il primo anniversario della nascita degli Indignados. Ulumuttu, lo popolo unito, non può perdere mai, gli Indignados spagnoli fecero eco al movimento Occupy, che la stessa giornata di domenica organizzò in tutto il mondo importanti manifestazioni di protesta contro il sistema economico della grande finanza mondiale. Le manifestazioni appero maggiore successo in tali città di Londra, Francoforte, Tel Aviv, Roma e magari a Mosca. Lo martedì 15, lo capo di Stato greco, Carlos Papoulias, non poté fare altra cosa che verificare che non si può formare un governo. Infatti, nudo delle partiti contrarie all'austerità ti canciavo idea. La Grecia ora va verso nuove elezioni, previste a metà di giugno. Diventa sempre più probabile la sonisciuta dell'euro. Lo martedì 15 di maio ricorriu lo 66esimo anniversario della promulgazione per parte dello re Umberto II dello Statuto di autonomia della regione siciliana, che così nasceva prima della Repubblica Italiana. Seppur lo Statuto a distanza di tutti quest'anni non risulta ancora attuato nelle sue parti più importanti, la regione già anni fa decidiò di istituire per la giornata del 15 di maio la festa dell'autonomia. Siamo all'ennesimo piano per lo Sud, l'ultimo l'ha approvato sabato 11 lo governo Monti, 2 miliardi e 300 milioni di euro. Dopo 10 piani annunziati di Silvio Berlusconi, uno si chiamava Marshall, arrivò lo piano di professura. Ma le capitali sono sempre le stesse, non si assommano. I denari per lo Sud, assai che ne le fanno ciaurare. Resta di capire per chi non si spendono e per chi vengono spesso deviati allo nord. Secondo il bollettino di Banca Italia, a marzo lo debito pubblico acchianò a 1946 miliardi contro 1928 di Frevaro. Dalle prime 3 mesi dell'anno le trasferite delle tributi diminuirono dello 0,5% e a marzo calarono dello 3,6%. È forte lo dibattito per capire come mai, nonostante le politiche di rigore del governo, lo debito acchiara sempre più assai, mentre lo calo delle trasferite tributarie pare essere effetto della recessione e delle politiche di austerità. Lo spread è una dittatura che attribuisce il potere di decidere a quale lo potere economico. Di fatto rinnovano il principio dello suffragio universale. A così parlò il presidente della Consob, all'incontro annuale con il mercato finanziario a Milano alla presenza del presidente napoletano. Una delle basi dell'euro è proprio lo fatto che l'estate hanno a domandare la moneta ai mercati di capitale e gli è picchisto che qualcuno vitte in tali parole di Vegas una critica allo sistema dell'euro. Lunedì 14, a poco di operare della Fiat e delle aziende satelliti, occuparono l'agenzia di Unicredit a Termini. I travagliatori trasero dentro l'agenzia pacificamente e lo segretario della FIOM di Palermo, Roberto Mastrosimone, dichiarò che si tratta di un'iniziativa simbolica per fare pigliare coscienza alle istituzioni, per trovare subito una soluzione per i 2200 operari affinché lo sistema bancario non sia rigido. Lo giorno appresso la protesta si spostava a Palermo. Dalle giorni avanti, invece, gli operari avevano occupato magari l'agenzia delle entrate della Seret di Termini. Lo passato lunedì 14 fece scruscio la provocazione dello partito Forza Nuova, che ideava e realizzava le forme umane di cartoni con lo chiacco allo coddo e con i nomi delle ultime 6 persone che si ammazzarono in Italia. Le forme furono appestate davanti alle incancellate della sede dell'agenzia delle Rasute a Catania, in via dell'Olissa. Semmola c'era esposto per uno striscione con la scritta «Italiani, non ammazzatevi, ribellatevi». La Fondazione per l'Educazione Ambientale ha assegnato durante una conferenza che si tenne a Roma il 14 di maio le bandiere blu alle meglio spiagge d'Italia. 5 le bandiere blu in Sicilia, a Lipari Vulcano, Santa Maria di Lufucaddo Cericà, Puzzaddo, Marina di Ragusa e per la 13ª volta a Menfrice, che venne premiata con la bandiera blu storica per il primato di 15 bandiere blu, una appresso all'altra. Benedica a tutti. Palloni, domenica 13 si conchiudiu il campionato di Serie A. La Juventus vinciu lo scudetto senza perdere mai una partita. Scennerunt alla Serie B lo Cesena, lo Novara e lo Lecce. Lo Palermo, perdendo a Genova per 2-0,
Finiu 16. Lu Catania, che perdiu in casa con l'Udinesi P2-0, si classificau 11. Pallacanestro, Lega 2. Lu Barcellona, dopo aver perduto domenica 13 la gara 3, lu Mercuri 16 vinciu la quarta partita, eliminando lu Piacenza PC-1. Ora aveva giocare la semifinali contro lu Brindisi. Motocross. Lu Gran Premio di Lu Messico, quarta prova di lu campionato mondiali MX1 2012, lo vinciu lu siciliano di Patti Antonio Cairoli, che ottinni lu 45esimo successo di la sua carriera. Nella classificazione di lu mondiale MX1 è primo con 203 punti davanti a De Sal. Tennis. Lu 13 di maggio Roger Federer battiu lu cecu Thomas Berdych e si aggiudicau lu Mutua Madrilena Open dalla terra blu di Madrid. Per il tenista svizzero, che di lunedì leva a Nadal la seconda posizione nella classificazione ATP, si tratta di lu quarto successo della stagione. Football americano. Domenica 13 l'Elephants Catania batterono in casa per 65-41 li Warriors Bologna e li supragnarono nella classificazione della Serie A1. Ora la squadra catanesi è prima in solitario a 3 giornate dalla fine della stagione regolari che invece si conchiudono nel campionato di football a 9 giocatori. I Cardinals Palermo, vincendo fuori casa per 34-6 contro l'Elephants 9, s'assicurarono il primo posto del suo gruppo. I Caribdes Messina vincerono per 58-6 contro l'Isauk Cosenza. Dalla notte di sabato 19 di maggio, i musei di tutta Europa che aderiscono all'iniziativa sono aperti di sera e di notte gratuitamente. Numerosi e vari sono le proposte dei musei siciliani. Si possono ammirare le installazioni di arte contemporanea di Ibeddina, lo Museo di Lumari di Catania, lo Museo di Zoologia di Palermo e lo Museo Archeologico Sante Furnari di Cibi. Dallo 23 al 27 di maggio si tiene a San Vito lo Festival internazionale degli stidi, tutti con un naso isato per vedere gli stidi di diverse misure provenienti di varie nazioni come Belgio, Francia, Germania, Indonesia, Inghilterra, Italia, Svizzera e stanno magari di Singapore. Neste 5 giornate dello festival sono previsti gare di stidi in volo libero, esibizioni acrobatiche, voli notturni, spettacoli, musica e laboratori didattici. Dallo 20 di maggio e per 4 domeniche, una presso all'Aucia, a Floresta, centro urbano più alto di tutta la Sicilia, si tiene la festa di primavera. La manifestazione ha lo scopo di valorizzare le tipicità agroalimentari e culturali di Floresta e delle Nebrodi. Durante la festa si allestano numerosi bancaretti con cose da tastare e ogni settimana si festeggia un prodotto tipico e di eccellenza del territorio, dei formaggi, lo vitello, lo casciato e le verdure spontanee. Lo mercoledì 23 di maggio a Santo Stefano di Quesquina, alle 6:30 all'aula dello Consiglio Comunale, si presenta lo libro Punto e a capo della poetessa Rita Elia, che per questa occasione parla alle picciotte delle scuole della cittadina sopra lo tema lo valori della lingua siciliana. Questo è tutto per questa settimana. Ni vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo!